Ostrega in tour ha lasciato la regione dello Xi'an, ripristinati così i collegamenti telefonici e anche web con l'Italia. E sentiamo allora a che punto è la carovana di prodotti e cultura veneta con il nostro Dimitri Feltrin. Pronto? Buonasera a tutti i telespettatori che in queste settimane stanno seguendo con passione le vicende dell'Ostrega in tour, la vetrina itinerante del Veneto, partita lo scorso 1° agosto da Riese, che come avete sentito ha superato anche l'ultima frontiera in programma, quella cinese. La Strega Bus, nel percorrere il tragitto dell'antica via della seta, già solcata da Marco Polo nel XIII secolo, è stato infatti il primo autobus italiano guidato da conducenti italiani ad entrare nel territorio della Repubblica Popolare Cinese. La nostra spedizione è stata accolta in modo davvero entusiasta alla frontiera, dove i doganieri hanno scattato numerose foto ricordo all'autobus e al nostro gruppo. Ostrega dunque è approdata nel territorio dello Xinjiang, che recentemente è stato interessato dai disordini che hanno portato allo spargimento di sangue della minoranza uigura presente nella più grande delle regioni cinesi. La situazione che abbiamo trovato a Yining ed ancora più a Urumqi, capoluogo dello Xinjiang, è davvero fuori dal comune. Le comunicazioni con l'esterno sono completamente bloccate e per questo da alcuni giorni non siamo riusciti a farvi avere nostre notizie e le città sono completamente militarizzate. I soldati cinesi sono a ogni angolo della strada e sorvegliano ogni movimento. Anche noi all'arrivo in albergo siamo stati controllati e perquisiti. Di sovente si sentono i cori dei battaglioni dispiegati ad ogni incrocio e in ogni piazza gli elicotteri dell'esercito sorvolano i maggiori centri della regione. Per evitare problemi, dunque, ci è stato consigliato di non girare armati di macchine fotografiche e telecamere. Curiosi reporter infatti non sono particolarmente graditi in questo momento alle autorità cinesi. All'alba di questa mattina la carovana di Ostrega è ripartita da Urumqi e dopo aver costeggiato la catena delle montagne infocate e attraversato una porzione del deserto del Gobi è giunta a Dongyang nel tardo pomeriggio, con il fuso orario di 6 ore avanti rispetto all'Italia, e domani riporterà alla volta di Zhangzhou. Il gruppo è integro così come il mezzo su cui stiamo viaggiando, il morale dunque è alle stelle e l'obiettivo del viaggio, raggiungere Pechino, è sempre più vicino. E ringraziamo dunque Dimitri Feltrin e passiamo al nostro